Marco Lantieri, complimenti, vittoria in casa con Lidolo 2-0, però non è stata facile per niente. Lidolo ovviamente motivatissimo perché cerca punti di salvezza e voi piano piano è arrivata questa vittoria, costruendo qualche azione, subendo qualcosa, però poi alla fine è finita come doveva finire per voi. Sì, è una partita difficile perché comunque Lidolo ha fatto un'ottima partita, devono salvarsi. Hanno lottato, gli faccio veramente i complimenti perché hanno lottato soprattutto il primo tempo alla pari, al secondo magari siamo usciti noi alla distanza con un po' di qualità in più rispetto al primo tempo e siamo riusciti a chiudere col 2-0, poi abbiamo sofferto e siamo stati bravi anche a soffrire soprattutto negli ultimi 20 minuti. Marco, nel primo tempo entravate bene dalla destra, poi arrivava il passaggio centrale, non arrivava la deviazione, ciò che è avvenuto poi invece nel secondo tempo. Sì, diciamo che il primo tempo abbiamo sbagliato sempre un po' la lettura delle giocate e poi l'ultimo passaggio, quindi arrivavamo ai 30 metri però non riuscivamo a inserire il pallone tra le linee per poi andare a tirare e a concludere in porta. L'avete vinta con la pazienza, comunque costruzione dal basso, piano piano, rischiando qualcosa, però poi alla fine più passavano i minuti e più entravate meglio in gara. Sì, il nostro secondo me è un gruppo di valore, proprio di spessore, quindi sono sempre io che gli dico ragazzi bisogna avere pazienza, bisogna comunque avere calma, cercare di giocare, cercando comunque col gioco di arrivare al gol e l'hanno fatto oggi. Un bel mix tra chi è più grandetto e i giovani, tra questi Perra oggi ha fatto una grande gara, gol, ma anche altre belle giocate, c'è tanto bel materiale Marco. Sono tanti ragazzi giovani e non, anche se poi i più grandi erano sempre 27-28 anni, tranne vabbè, Claudio il portiere, però c'è un bel mix, c'è Gianluca 2005, Perra, poi c'è Mudu 2005, c'è Ballo 2006, ci sono tanti altri che comunque si allenano, hanno giocato, che meritano e comunque verranno fuori negli anni. Avete assorbito anche qualche assenza, ma soprattutto Piroddi e anche Serra. Sì, esatto, tutti e due, diciamo Piroddi squalifica, quindi una grossa perdita perché è sempre stato uno tra i migliori nel campionato e nella nostra squadra. Serra comunque capocannoniere, dopo 10 minuti si è fatto male, però la forza di questa squadra è il gruppo. E ogni volta che vengono ad allenarsi vengono sempre tutti, hanno sempre voglia, hanno sempre determinazione negli allenamenti e vogliono migliorare, quello che è fondamentale. Al triplice fischio i tuoi ragazzi hanno festeggiato particolarmente la vittoria, non tanto perché ancora non conoscevano i risultati degli avversari, quanto proprio perché hanno percepito che è stata dura battere l'Italia. È stata durissima perché hanno messo tanta grinta e determinazione. Anche i cambi hanno Al secondo tempo comunque hanno fatto entrare giocatori di qualità, Yamé e anche Bottega, l'attaccante, quindi anche molto sbilanciati, che hanno giocato con 4 punti alla fine. È sofferta, però sono le vittorie più belle secondo me. Guardiamo un altro aspetto molto positivo per voi, la classifica. I risultati al momento dicono che c'è un terzetto al terzo posto e voi siete un punto dietro. State ballando e continuate a ballare. Esatto, dopo che qualche giornata fa avevamo praticamente la matematica a salvezza, ho detto ragazzi, mancano 6 partite, sono 6 finali, cerchiamo di giocarcela fino alla fine. Abbiamo 3 scontri diretti, la prima domenica con Sant'Elena, poi gli ultimi 2 Villacidro e Tortoli, quindi sta a noi giocarcela fino alla fine e poi se saremo più bravi e fortunati Tra vedremo. questi scontri diretti ce n'è uno subito, bello pronto col Sant'Elena al prossimo turno. Col Sant'Elena che al girone d'andata ha vinto meritatamente 3-0, secondo me anche poteva essere con più margine, quindi sarà una rivincita secondo me. Ecco, infatti siccome all'andata è stata una superiorità schiacciante, Sì. probabilmente vi ha messo anche qualche dubbio, che poi ci sono state qualche settimana per superarlo, è chiaro che c'è una motivazione in più. Una motivazione in più, era un incidente di percorso, una giornata no di tutta la squadra e quindi poi da lì ci siamo subito ripresi, capita, adesso dobbiamo dimostrare però che valiamo questa classifica e valiamo queste ultime partite per giocarci i playoff. Grazie Marco, complimenti. Grazie, bocca al lupo, per il lupo.